Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it che apriamo col ciclismo che da oggi terrà banco fino a martedì in provincia di Varese con la Tre Valli. Grandi emozioni e strade chiuse per consentire le gare. Ci racconta tutto Antonio Triveri, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Varese, terra di ciclismo, la passione esplode in questi giorni. Questa mattina la prova è riservata alle gravel, nel pomeriggio la cronometro per gli amatori. Domani, con partenza da Varese, da Via Sacco alle ore 8:30, è in programma la Gran Fondo, una grande adunata con ben 2800 iscritti che attraverseranno alcune zone del Varesotto per fare rientro poi in tarda mattinata, sempre nel cuore della città giardino. Martedì, infine, la giornata più sentita da tutti gli appassionati, con la mattinata riservata alle donne elite e nel pomeriggio i professionisti, i big del pedale, gli assi più amati. Per entrambe le gare, partenza da Busto Arsizio, arrivo sempre in Via Sacco, nel cuore del capoluogo. Tutti i dati, tutte le vie, i circuiti, le strade chiuse sono rilevabili su prealpina.it. E spostiamoci a Samarate, dove questa mattina i vigili del fuoco hanno salvato 2 persone che si trovavano in un appartamento dove si è sviluppato un incendio. Sono intervenuti appunto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno trasportato le 2 persone in ospedale, non sono in pericolo di vita. E dal fuoco all'acqua è diventato virale il video del traghetto del Lago Maggiore che ha abbattuto i pali all'imbarcadero di Laveno. Vediamolo nel servizio di Massimiliano Martini. Il traghetto Ticino, con il motore in avaria, giovedì scorso ha abbattuto 3 pali guardia dell'imbarcadero di Laveno. A causa del guasto, a quanto pare al sistema propulsivo, il comandante non è riuscito a controllare l'attracco la motonave che è andata a sbattere contro i piloni di sostegno, una sorta di guardrail dell'acqua che, precisano dalla direzione della navigazione Lago Maggiore, hanno svolto il loro compito. Poi il traghetto è riuscito ad attraccare e a completare le operazioni di sbarco di veicoli e passeggeri, uno dei quali ha immortalato il momento dello schianto in un video che da giorni sta circolando in rete. La navigazione ha avviato un'indagine tecnica sull'incidente. A Varese questo pomeriggio cerimonia religiosa con la quale la chiesa delle Bustecche è stata dedicata a Santa Teresa del Gesù Bambino. La messa solenne è stata presieduta dall'arcivescovo Mario Delpini, il servizio di Adriana Morlacchi con le immagini di Matteo Canevari. Tantissima partecipazione questo pomeriggio alla dedicazione della chiesa delle Bustecche a Santa Teresa di Gesù Bambino. Un rito che sarebbe dovuto avvenire 25 anni fa, ma che è stato disposto dopo che Don Marco Casale si è accorto che la dedicazione non era mai avvenuta. Da oggi dunque la chiesa è ufficialmente un luogo dedicato solo alla preghiera, dove risuonerà sempre la parola di Dio, come ha ribadito il vescovo Mario Delfini che ha presieduto la messa solenne. Suggestiva la cerimonia, un rito solenne che inizia con il vescovo che prende simbolicamente le chiavi della chiesa e benedice l'altare e tutti i fedeli. 25 anni fa il rito sarebbe stato il medesimo, con l'eccezione che non sarebbe stato immortalato da decine di cellulari e postato sui social in tempo quasi reale. A Malpensa inaugurate le stazioni con le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Ci racconta tutto Paola Grimaldi. Arrivi, ricarichi e vai. Dopo i passeggeri di Linate, anche quelli di Malpensa potranno usufruire delle colonnine per alimentare i propri veicoli elettrici. Sono state infatti inaugurate ieri le nuove 4 stazioni di ricarica allo scalo intercontinentale nella Brughiera, dove in circa 20 minuti gli automobilisti green potranno rifornire le proprie macchine. Si trovano all'inizio della zona partenze e sono operative 24 ore su 24. Affidando alla società Free2X la loro realizzazione, SEA ha portato a compimento il progetto di elettrificazioni per una mobilità sostenibile e intermodale. Con l'inaugurazione di una stazione di ricarica super fast anche a Malpensa confermiamo il nostro impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di SEA, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate. Impegniamo da oltre 10 anni per migliorare la sostenibilità dei nostri aeroporti e l'introduzione delle colonnine a disposizione delle auto elettriche dei passeggeri, ma anche di tutte le persone che vivono e lavorano nei pressi dell'aeroporto di Malpensa, rappresenta un altro concreto passo in avanti.
E restiamo a Varese. Quanto incassa il comune dalla sosta a pagamento dei parcheggi? Scopriamolo in questo servizio. Quanto rende la sosta a pagamento a Varese? Quanto incassa AVT, la società che gestisce i parcheggi pubblici, e quanto di questo introito viene girato al comune? Le risposte arrivano dall'ultimo bilancio bimestrale relativo ai mesi di maggio e giugno, che sono tradizionalmente tra i più redditizi. Ebbene, l'incasso dei 2 mesi è stato di 579.000 euro, IVA esclusa, così ripartiti: 197.000 dalle strutture di parcheggio, come ad esempio il multipiano di via Sempione o l'area di via Verdi, e 382.000 dagli stalli blu lungo le strade. Al comune viene girato il 30% dei ricavi, dunque per i mesi di maggio e giugno sono entrati quasi 174.000 euro. A conti fatti, tenendo conto che i parcheggi blu sono gratuiti di domenica, l'incasso giornaliero complessivo supera i 10.000 euro al giorno, una somma quasi in linea col passato, forse leggermente più bassa perché, oltre ai permessi di sosta, non pagano sugli stalli blu le auto elettriche di ultima generazione. E chiudiamo con lo sport calcio. La Pro Patria centra il successo, soddisfatto l'allenatore Riccardo Colombo. Ascoltiamolo in questo servizio. Tutti hanno approcciato bene la partita, siamo entrati col piglio giusto subito, siamo stati aggressivi, a volte un pochino troppo, però comunque era quello che richiedeva questa partita, perché comunque abbiamo giocato contro una squadra forte, che comunque qua in casa farà tanti punti perché esprime un bel calcio, e quindi devo dire che andiamo via molto contenti con questo. Loro attaccavano in tanti, loro tante volte hanno lasciato quasi nessuno dietro e quindi attaccavano in tanti e c'era la possibilità di ripartire, c'era la possibilità di fargli un po' più male. Forse non eravamo ancora tranquilli mentalmente, quindi abbiamo preferito badare più al sodo rispetto a essere magari un pochino più cinici e fare qualche ripartenza fatta bene. Però ci portiamo via questi 3 punti, la prestazione, la voglia di non prendere gol, queste cose sono cose importanti. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19.